Allora, l'ictus è una patologia che è frequente, in realtà è molto frequente, anche se è vero che nell'ultimo periodo, grazie al controllo dei fattori di rischio vascolare, c'è stata una riduzione dell'incidenza dello stroke, rimane comunque una patologia molto frequente, anche perché è anche vero che la popolazione sta andando verso un'età sempre più avanzata e questo è un fattore di rischio per l'ictus. Quindi è una patologia importante, basti solo pensare che è la terza causa di morte al mondo e che è la seconda causa di invalidità al mondo, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Per cui rimane una patologia ad oggi a grande impatto, proprio prevalentemente dal punto di vista della perdita della qualità della vita. Allora, in realtà sicuramente l'età in cui aumenta il rischio di avere un ictus è sopra i 50-55 anni. È anche vero però che in età inferiori esiste comunque il rischio di ictus per cause diverse. Ovviamente se nella persona anziana fattori di rischio come l'ipertensione, come il diabete, come l'ipercolesterolemia sono prevalenti, la fibrillazione atriale per esempio anche, è vero che nei pazienti più giovani ci sono altre cause, che possono essere le dissezioni arteriose, piuttosto che le vasculiti, piuttosto che altre malattie genetiche. Per cui anche se l'età in cui la prevalenza aumenta sensibilmente è sopra i 50-55 anni, senza dubbio anche prima abbiamo le cause di stroke giovanile. Allora, gli stroke giovanili sono sicuramente meno rispetto agli stroke del paziente, consideriamolo anziano. È anche vero però che il tasso di disabilità e anche di mortalità nel paziente giovane purtroppo è più elevato. Non c'è una significativa differenza tra i due sessi, anche se va detto che in età avanzata prevalentemente è colpito il sesso maschile per quel che riguarda l'ictus, probabilmente anche per un peggior controllo dei fattori di rischio cerebro e cardiovascolari. Allora, sicuramente la strategia migliore per evitare il problema della malattia cerebrovascolare è quella proprio della prevenzione. E prevenire vuol dire fare cose banali, ma che non siamo più abituati a fare, che non siamo abbastanza abituati a fare, ed è fare una vita sana. Il che vuol dire mangiare bene, evitare cibi particolarmente grassi, controllare la pressione, controllare il peso, fare attività fisica, che non vuol dire fare chissà quale attività fisica, ma la banale attività aerobica che può consistere anche nella camminata quotidiana, sono tutte azioni fondamentali e che hanno un'importanza che direi nella fase di prevenzione primaria, cioè prima che si sia verificato un evento, sono senza dubbio superiori a qualsiasi tipo di terapia medica che noi possiamo considerare. E questo sicuramente scongiura o scongiurerebbe molti eventi cerebrovascolari. Questo per quel che riguarda la parte di prevenzione. Il controllo dei fattori di rischio vascolare è fondamentale in tutte le persone, certamente quando aumenta l'età. Essendo l'età uno dei fattori di rischio più importanti per l'ictus e ovviamente non modificabile, è fondamentale in queste persone il controllo di pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia e quindi quando un paziente presenta questi fattori di rischio è sicuramente un paziente che ha un rischio di incorrere in un evento cerebrovascolare molto più alto rispetto alla popolazione normale. La sintomatologia dell'ictus in fase acuta è caratterizzata da quelli che vengono definiti deficit neurologici focali. Quindi, per capirci molto praticamente, se manca la forza improvvisamente a metà corpo, anche a un braccio solo o a una gamba sola, se il paziente non è in grado di parlare, vuoi perché non riesce a pronunciare nel modo corretto, vuoi perché proprio non riesce a trovare le parole giuste, oppure semplicemente perché ha la bocca storta. Anche uno solo di questi tre sintomi è un indicatore che può esserci in corso un ictus, per cui la presenza anche di uno solo di questi tre sintomi vuol dire che tu hai una probabilità del 70% di avere un ictus e conseguentemente in presenza di uno di questi sintomi ad esordio acuto bisogna subito chiamare il 118 perché ci sia un trasporto quanto più veloce possibile al servizio di emergenza dell'ospedale. La terapia di fase acuta è una terapia che è possibile effettuare soltanto entro determinate finestre temporali, che sono per la fibrinolisi sistemica, cioè una terapia che viene fatta tramite un'infusione di un farmaco per via endovenosa, entro le 4 ore e mezza in modo convenzionale, fino anche a 9 ore
tramite tecniche di neuroimaging, cioè di diagnostica per immagini di tipo avanzato. Per quel che riguarda invece la disostruzione meccanica, cioè risalire e navigare un'arteria con un catetere e andare a portar via il coagulo che ha ostruito l'arteria, lì si può arrivare anche fino a 24 ore dall'esordio del disturbo cerebrovascolare. Siamo però sempre nell'ambito di finestre temporali ben definite e quindi è fondamentale agire comunque quanto prima, perché ricordiamo che ogni 2 minuti di attesa vengono persi circa 2 milioni di neuroni, quindi il tempo è comunque sempre fondamentale. Agire quanto prima, sapendo che oggi abbiamo delle finestre un po' più allargate, che quindi anche se il paziente viene ritrovato ipoteticamente a 9 ore dall'esordio dei sintomi, anche in questo caso bisogna fare in fretta, perché comunque ci potrebbe essere lo stesso la possibilità di fare qualcosa, di intervenire. Allora, per quel che riguarda la prognosi delle malattie cerebrovascolari, certamente dipende molto dalla gravità dell'evento all'esordio, dalla possibilità che si è avuta o meno di poter intervenire in fase acuta e dall'efficacia di questa terapia. È vero comunque che sicuramente esiste un recupero spontaneo e il recupero spontaneo è garantito da quella che viene definita plasticità neuronale, ovvero i neuroni che vengono persi perché muoiono a causa dell'ictus vengono sostituiti da altri neuroni che prendono le funzioni di questi che sono venuti a mancare. E questo recupero è spontaneo ed è presente in tutti noi, certamente non è presente in modo uguale in tutte le persone, perché chi ha un'età più giovane o chi ha avuto la possibilità tramite dei compensi collaterali che riescono a portare un'adeguata quantità di sangue nonostante un'occlusione e che sono molto variabili da persona a persona, hanno sicuramente delle possibilità di recupero maggiori. Va detto però che anche una volta che è successo l'evento e che quindi c'è stato un danno neuronale, la possibilità di recupero per questi pazienti esiste, non è che non esista. Chiaramente la capacità di recupero tale da poter recuperare scusate il gioco di parole, una qualità di vita adeguata dipende da molti fattori, ma comunque tramite il recupero prevalentemente spontaneo e l'aiuto della fisioterapia sicuramente il paziente può comunque arrivare a recuperare dal deficit iniziale. La prevenzione secondaria vuol dire mettere una terapia dopo che un paziente ha avuto un evento e questo ovviamente la distingue dalla prevenzione primaria, che vuol dire controllare dei fattori di rischio prima che un paziente abbia un evento. In prevenzione secondaria oggi abbiamo molte terapie, su tutte per esempio la terapia anticoagulante nei pazienti che sono affetti da fibrillazione atriale. Ad oggi abbiamo anche farmaci diversi dal Coumadin che ci consentono di agire in modo un po' più semplice e altrettanto efficace, ma poi abbiamo anche altre armi, abbiamo i farmaci antiaggreganti e anche di questi farmaci abbiamo oggigiorno più opzioni disponibili per la cura dei pazienti, farmaci per il controllo del colesterolo, farmaci per il controllo della pressione e per il controllo del diabete. Ecco, questi farmaci in un paziente che ha avuto un evento cerebrovascolare sono farmaci salvavita, sono farmaci che vanno presi per sempre, ma sono un'opportunità perché questo paziente possa evitare di avere nuovi eventi e quindi nel caso in cui non ci siano stati esiti effettivamente molto invalidanti, che possa tornare ad avere una qualità di vita normale evitando di avere ulteriori eventi che possano ulteriormente minare la sua qualità di vita. Spesso viene chiesto se lo stress può essere una causa di ictus. Allora la risposta in modo scientifico è no, nel senso che non è che posso dire che lo stress sia la causa dell'ictus, però sappiamo che lo stress comporta però altre cose. Il fatto che noi conduciamo una vita stressante comporta che i valori pressori salgano, che siamo portati mediamente a mangiare male e quindi che questo comporti un aumento dei valori della glicemia, un aumento dei valori del profilo lipidico, che dormiamo meno e anche questo è un fattore di rischio perché dormire meno vuol dire avere mediamente valori pressori durante l'arco delle 24 ore più elevati, quindi non posso considerarlo una causa diretta di ictus, però quello che posso dire è che una vita stressante che comporta un aumento e un'accelerazione dei fattori di rischio cerebro-cardiovascolare sicuramente poi aumentano il rischio di avere un evento ischemico cerebrale.